Cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi, ben ritrovato qui con noi in studio della CIA di Padova, Presidente Luca Trivellato. Grazie di essere arrivato, Presidente. Buongiorno a voi, grazie. Accompagnato da Cristiana Scarabello, che è Presidente della zona CIA Padova, quindi sì, territoriale. Grazie, ben arrivata anche a lei. Grazie. Allora, abbiamo tanta carne al fuoco, ci sono diverse tematiche. Da un lato parleremo di una specie di manifesto, un protocollo, insomma delle richieste che la Confederazione Italiana degli Agricoltori, per quel che riguarda poi il territorio padovano, però direi che le richieste possono essere estensibili un po' anche a livello regionale e non solo, vorrebbe fare a quelli che saranno i futuri amministratori, tra virgolette, da livello europeo. Quindi dall'Europa che cosa si aspetta la CIA, che cosa è importante per gli agricoltori. Abbiamo visto che tra l'altro in ambito europeo ha un peso rilevante anche il settore agricoltura, che si prende una decisione o che se ne prenda un'altra. Possono essere incentivati o compromessi tantissime attività e tantissimi investimenti. Poi un altro tema importante, ovviamente quello della risorsa idrica nella nostra regione. Abbiamo visto stagioni alterne molto siccitose, estremamente piovose, tanti dicono beh, acqua se ne accumula, dovrebbe essercene, e effettivamente è così. Cosa dicono i consorzi di bonifica, che hanno un ruolo importante? Ci sono le modalità per conservare quest'acqua, però io direi con lei, Presidente, di incominciare con un altro tema di cui lei mi accennava poc'anzi, relativamente alla produzione di cannabis light. Ci spieghi di che cosa si tratta e perché vi ha visto molto attivi da questo punto di vista, vi vede anzi. Allora, innanzitutto la produzione di cannabis light è una produzione primaria, una produzione agricola che è stata utilizzata negli ultimi 5-6 anni, che ha permesso a diverse aziende di costituirsi e di ricavare una fetta di mercato interessante riguardo ai vari utilizzi della pianta di cannabis. È molto regolamentata perché appunto la cannabis può avere delle proprietà psicotrope. Nel caso italiano la produzione è soggetta a norme che restringono la possibilità della presenza di THC, per cui della sostanza psicotropa, all'interno delle inflorescenze della pianta. Si arriva a questo risultato attraverso un controllo della filiera che parte dalla parte dei semi fino al momento della vendita, in maniera da garantire al consumatore e al produttore ovviamente di rimanere sotto il limite dello 0,5% di THC all'interno delle inflorescenze della pianta. Nella filiera si annoverano anche produzioni come la bioedilizia, come la cosmesi e come anche la possibilità di estrarre il CBD, che è un'altra delle proprietà delle sostanze chimiche presenti nella pianta, che ha delle qualità rilassanti. Ora, cosa è successo? Quindi tutto è stato regolamentato? Tutto regolamentato. Queste sono produzioni che sono controllate secondo le norme di legge? Vengono comunicate a tutti gli organi di controllo, ovviamente passano attraverso una serie di controlli prima di arrivare alla vendita. Si è sviluppato tutto un settore di commercio, insomma, che è presente anche nelle nostre città, ma soprattutto dal nostro punto di vista si sono sviluppate delle interessanti attività produttive agricole legate appunto alla produzione primaria della cannabis light. Ora, cosa è successo? Nelle ultime 2 settimane, 10 giorni, il governo ha inserito all'interno del decreto sicurezza, denominato decreto sicurezza Salvini, la messa al bando di questo tipo di coltivazioni, andando a compromettere investimenti anche sulla nostra provincia di importanti dimensioni da un lato, ma soprattutto ha compromesso anche la possibilità di sviluppo di questa filiera e anche di queste attività imprenditoriali. Noi abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei nostri associati disperati, perché per la produzione fatta bene, di qualità di questo tipo di pianta sono necessarie strutture come serre, come irrigazioni, come diversa manodopera, parecchia manodopera nella produzione, e quindi alcuni nostri soci ci hanno segnalato che si è compromessa in maniera irreparabile la propria attività
compresi le esposizioni bancarie, perché ovviamente poi si tratta di investimenti di qualche centinaio di migliaia di euro, e si ritrovano a essere cattivi pagatori e con un futuro totalmente oscuro di fronte a un'attività che fino a ieri era regolamentata e permessa. Allora, io credo che di fronte a cose di questo tipo non si possa tacere e non si possa non prendere una posizione. Noi siamo un'organizzazione che tutela gli interessi degli agricoltori, che tutela le aziende agricole. Queste aziende agricole, tra l'altro, sottolineo che per la maggior parte dei casi sono anche condotte da giovani imprenditori, per cui svegliarsi la mattina e trovarsi cambiate le carte in tavola con esposizioni bancarie è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché si compromettono famiglie, persone, lavoro, lavoratori e tutto quello che ne consegue. Di fronte a una cosa del genere noi chiediamo che un intervento di questo tipo assolutamente ideologico, fatto su una confusione incredibile tra quello che è la cannabis light, la produzione di cannabis light e la marijuana, per cui si fanno confusione estrema rispetto alle due tipi di produzione di prodotto, che venga assolutamente stralciato e che si ritorni indietro, permettendo a queste attività di continuare il loro lavoro e ai lavoratori di continuare a guadagnare. Anche perché appunto lei diceva, la cosa che adesso è anche rilevante sono queste esposizioni debitorie che sono angoscianti per gli importi, e non è che una persona dice vabbè, cambi da questa produzione, non la fai e pianti zucchine anziché fagiolini, no? Ma scusi, se un imprenditore fa un business plan legato alle possibilità di commercio e di marginalità legata a una produzione, non si può immaginare che da un giorno all'altro questo business plan venga completamente stravolto e venga messo a repentaglio la possibilità di vivere di una persona che ha deciso di investire all'interno del nostro settore. E di lavoratori che vengono impiegati. E di lavoratori che devono impiegare. Di fronte a una cosa di questo tipo non c'è nessuna giustificazione, cioè non si possono fare scelte così tanto radicali che vanno a compromettere investimenti. Guardi, il nostro settore, ma i telespettatori forse lo sanno, il nostro settore prevede investimenti importantissimi sotto il profilo tecnologico e meccanico, trattori, impianti di irrigazione, serre e ovviamente di lavoro dipendente. A questo si fanno business plan non di 2 o 3 anni per il rientro di questo tipo di attrezzature, si fanno business plan per il rientro di 10-12 anni. Non si possono, a distanza di 5 anni da quando è stato permesso di aprire questo tipo di attività, cambiare e chiudere e dire ah no, ci eravamo sbagliati, questa cosa non si può più fare. Perché così da un momento all'altro ti fanno chiudere l'attività, ma le esposizioni bancarie rimangono aperte, certo. E bisogna rientrare di quei soldi, se no diventi cattivo pagatore, entri in un circuito, voglio dire, di segnalazione anche bancaria che non ti permette più nessuna agibilità neanche come cittadino, non solo come imprenditore. Di fronte a queste cose qua, prima di fare normative di così importante ricaduta sulle individui e sulle imprese, è necessario fermarsi un attimo e ragionare con le organizzazioni rappresentative per capire come riuscire come minimo a limitare gli effetti negativi rispetto alle persone, perché se no si rischia di fare normative di chiusura che vanno a compromettere la vita delle persone. Di fronte a questo non si può rimanere in silenzio. Noi abbiamo fatto un'azione a livello nazionale attraverso il nostro Presidente Fini sulle commissioni agricoltura di Camera e di Senato, in maniera che questa norma, come dire, si stralci. Uno, perché all'interno di un decreto che non ha nulla a che vedere con questa tematica qua. Seconda cosa, perché vanno valutati bene gli effetti e le ricadute poi sul territorio e sulle persone. Certo, quindi in questo momento è una fase interlocutoria. Sì. Nel senso che fra poco ci dovrà essere la conversione in legge, 30 giorni è normalmente prevista, per cui si spera che in questi 30 giorni nella conversione in legge ci si rinsavisca, visto che passano anche le elezioni, perché noi crediamo che questo elemento qua sia un elemento puramente legato alla scadenza elettorale. Perché non si capisce, se no altrimenti com'è possibile fare un ragionamento così superficiale rispetto a un settore che era in espansione, che dava marginalità, che dava posti di lavoro e sul quale persone hanno investito. Investimenti importanti. A proposito delle elezioni, terremo aggiornati naturalmente su questa questione, perché abbiamo visto che diventa molto importante per diversi imprenditori che hanno fatto degli investimenti significativi. Voi avete redatto un manifesto con alcuni punti, 9 punti circa, perché consapevole del fatto che in Europa cambiano notevolmente le cose a seconda di chi governa o meno, ci tenete a fissare alcuni punti che per voi sarebbero determinanti, no?
Sì, partiamo da un presupposto. Allora, l'ambito europeo è l'ambito che sta decidendo e che decide sull'agricoltura e sugli indirizzi che l'agricoltura deve prendere nel futuro. Lo decide in due maniere. Una attraverso la normativa, per cui le norme che vengono fatte dal Parlamento e dal Consiglio europeo, e dall'altro lato nella gestione dei finanziamenti, dei fondi che sono a disposizione degli agricoltori nel primo pilastro, quello che si chiama primo pilastro, ovvero nei pagamenti diretti per la metodologia di coltivazione con questa riforma PAC, o nel secondo pilastro che riguarda gli investimenti invece da fare nelle proprie aziende. Di questo paniere, diciamo, vale un terzo, circa il 34% di quello che è il bilancio europeo, per cui è una parte molto importante di quello che sono le finanze europee che riguardano tutti gli Stati d'Europa. Su questa tematica qua noi crediamo che ci siano degli elementi importantissimi da tenere presenti. Il primo è che l'ambito agricolo non è un ambito ideologico, lo dicevo anche prima, lo dico anche adesso, nel senso che dovrebbe coinvolgere in maniera trasversale tutti i partiti politici, chiunque vada a rappresentare gli interessi dell'Italia, ma gli interessi degli agricoltori italiani ed europei, certo, nell'ambito europeo. Il secondo dato è che le normative e soprattutto l'apporto che l'Italia può fare in ambito europeo non può continuare ad essere esclusivamente difensivo, ma deve essere propositivo, cioè è necessario che i nostri delegati che andranno in Europa siano capaci di portare avanti quelle istanze, quelle necessità che il territorio esprime attraverso appunto gli organi di rappresentanza, quale la CIA Agricoltori Italiani. Su questo noi abbiamo presentato a tutti i candidati a livello nazionale ovviamente un manifesto nel quale esponiamo 9 punti fondamentali che noi riteniamo fondamentali, certo, e prioritari rispetto a quello che è il mondo agricolo. Su questi noi chiediamo l'impegno ovviamente a chi andrà a rappresentarci in Europa di essere attore attivo, di essere punto di riferimento per quanto riguarda il nostro comparto. Perché il rischio è di ritrovarci, come è stato in questo cambio di PAC, di ritrovarci normative che dopo hanno a che vedere con la vita delle aziende agricole che non si adattano a quelle che sono le necessità dei nostri territori. Assolutamente, questo è importante. Avevo un messaggio, le parole hanno il loro valore, soprattutto se vengono dallo Stato, non si possono fare queste cose. Mi spiace per gli agricoltori che su documenti probanti devono essere assolutamente indennizzati, ma scherziamo? Sì, credo che si riferisca a quello che parlavamo prima della cannabis light. Dopo mi permetto una battuta rispetto a questo tema qua, poi riparliamo bene della parte europea. Vengono concesse e vengono come dire, giustificate diverse aziende nei nostri territori che sono anche estremamente inquinanti sotto il profilo dei posti di lavoro. Io non capisco perché ci siano due pesi e due misure, cioè valgono di più i lavoratori di un comparto piuttosto che di un altro. Bisogna un attimo che facciamo delle riflessioni serie su quello che andiamo a normare. Assolutamente, e ancora di più qua torna l'importanza delle votazioni che verranno fatte le prossime elezioni europee l'8 e il 9 giugno, avere proprio un sentiment che risponda a quelle che sono le aspettative e le esigenze di chi lavora su un territorio. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme con voi. Voi scriveteci, mandate i vostri WhatsApp, parliamo naturalmente di questi 9 punti, cerchiamo di capire quali sono, poi parleremo anche della risorsa idrica. Tra poco.